Buonasera a tutti, us conto una storia, il Puin dei Frus. Ieri ne volte un gran flum e sulle rive di quest flum avevano dos fameis di contadins, una sulla rive drette e una sulla rive sampe. Talaghe svaccaravin li rassis e i sesens, contensi tornavi od il sorelli ogni buinore e saludalu ogni sere su al mont. Ogni mattina lis rassis e i sesens acciappavi in sorelli sull'or dal flum, un di ca a sampe e sozzere si tiravi in su a drette. I due contadins invece erano invidiosi l'un dall'altri, che il castave di ca al vare svolutesse di là e all'incontrali che il castave di là al vare svolut sei di ca. Quanche di bunore i due contadins aravin lors champs, un al bruntulave par sé i so champs all'erin tutta ombre. La sera, quanche attaiavi in lens, che l'altra bruntulave, perché che sulla casa da vicin all'eran cemol sorelli, e la so era esatta ombre. Lis feminis eran ancemò più malcontentis, une a buinore e che altre le sere. Une mattine, intanto che mettevin a sua la blancerie, antaccata ciappasse per aulattis, e la sera tirandonge la blancerie, antornata ciappasse per aulattis. Ioms, par svindicassi, antaccata tirassi clapons, ma il flum all'ere masse larg e duci clapons son colasta aghe. Nome sur misdì, quanche il sorelli al sflandorave tal mies dal sil, aiere perdut un gran pas e un sidinor, ducine mai anche il cian si mettevin talombrene. Intint i oms di lors feminis a ronfavin sotto un melusar, che arrive drette e che arrive sampe. Investit, i due fioi dai contadins si sentavi in donge de laghe, un alcialave la rive, sampe, e che l'altri bande rive drette. So fosse un erasse al pensava il prim, so fosse un sesen al pensava che l'altri, ma un biel dì laghe dal flum ha attaccato a sbassarsi di maniere che i due frus han viuduti claps grues e su che si poteva saltare senza pericolo e si son ciattati così tal mezzo al flum contentons di sé insieme e di poder tabaiam. Si son sentati sul claps più grand e per un po' che son restati a cialare lis rassis e i sesens. Poi dopo han scominciato a fevelarsi e a contarsi stories de rive destre e stories de rive sampe. Così i due frus han attaccato a fa amicizie. Tant che ogni dì, qualchidun, quanche duccia dormivin, si ciattavin tal miec dal flum, saltando un clap a che l'altri. I loro genitori si facevano di maravè che i frus dut un bot a savessin tanti robis, che nance lor vevin mai sintut, ma une brutte dì, dopo che il veve plot a di lung, i due frus non han contato più stories, non han zuiat e neanche ciantat. Difat, laghe dal flum, aiere di gnuf cressude. Tanti sommergi li pieris e di fa scomparì il puin dai frus. Nome allora, i genitori han scuierzut il segreto di ligrie dai loro frus e han taccato a pensassore. Dopo aver pensato un bel po', han deciduto di fa, su, con l'aiuto dai frus, un puin qui claps al flum. Un puin c'è tan biel, a vol perfett, tan che l'arc di San Marc che il sorelle al pitture tal cil, dopo un temporal.